Paura a Sant'Agostino in centro a Treviso, una quarantenne in stato confusionale urla e si barrica in casa, intervento tempestivo delle forze dell'ordine, del sindaco e del vice sindaco che riescono a calmarla evitando gesti estremi. Domani il via ai lavori per installare barriere e cancelli antidegrado al Park Dal Negro. Conte, soluzione provvisoria all'emergenza, ma per bivacchi e senza tetto serve un'azione corale. Camera di commercio inagibile, da gennaio gli uffici saranno trasferiti a Palazzo da Borso. Cassugana promette, la sede di Piazza Borsa non resterà a lungo un buco vuoto. Caro affitti ai massimi storici a Treviso, nella Marca in generale i canoni sono aumentati di oltre il 50% dal 2019, complice una domanda che continua a superare la disponibilità di immobili. Ottantenne da fuoco ad alcune sterpaglie a Santa Lucia di Piave, ma le fiamme incontrollate si propagano alla vicina area dove si trovano le cisterne di un'azienda, densa colonna di fumo nero visibile fino a Conegliano. C'è anche un 24enne di Castelfranco ferito nello schiatto di stamattina tra auto e moto a San Martino di Lupari. Il giovane trevigiano era alla guida della vettura scontratasi con un centauro di Bassano. Ufficialmente un pub, ma si trasformava anche in discoteca abusiva senza adeguate misure di sicurezza per la folla. Blitz della polizia a San Fior, locale chiuso per 7 giorni. Giancarlo Gentilini avrebbe compiuto oggi 97 anni. Nel ristorante diventato il suo quartier generale, un brindisi in omaggio allo sceriffo di Treviso. L'emergenza infermieri, il Veneto li recluterà in Sud America tra i discendenti dei veneti emigrati in Argentina e Brasile, favorendo l'inserimento sociale e il riperimento di un'abitazione. Parte dall'ULS 1 Dolomiti il progetto pilota avviato dalla Regione. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Partiamo da quello che è successo questa mattina in pieno centro. Siamo nella zona di Sant'Agostino, si sono vissuti momenti di grande tensione per una donna in stato confusionale che si è barricata in casa. Intervento tempestivo delle forze dell'ordine, ma anche del sindaco Conte e del vice sindaco Manera, che hanno provato a calmarla evitando che la situazione potesse sfociare in un dramma. La figura del sindaco è stata una figura rassicurante per questa ragazza e quindi abbiamo semplicemente cominciato un dialogo che ha consentito poi alle forze dell'ordine di intervenire per mettere al sicuro questa persona. È salito all'ultimo piano del palazzo il sindaco, rimanendo dietro la porta insieme a un poliziotto nascosto sotto lo spioncino pronto a intervenire. Barricata in casa nella zona di Sant'Agostino, una donna sui 40 anni gridava e si agitava dal balcone rischiando di far male a se stesso o agli altri. L'allarme poco dopo le 8:30 del mattino, lanciato dalla sorella della donna, la quale l'aveva sentita pochi minuti prima in uno stato di completa paranoia. Sul posto anche il vice sindaco Alessandro Manera, che vedendo per primo la donna fuori dal balcone ha cercato di conversare con lei nel tentativo di calmarla. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Non ho fatto niente di straordinario, straordinari invece sono state le forze dell'ordine, il SUEM, i vigili del fuoco, che come sempre sono estremamente professionali, e vorrei aggiungere anche che hanno una giusta sensibilità per adattarsi a tutte le situazioni, comprese quelle un po' più delicate come quella di oggi. Un'operazione lunga ed estenuante. Mentre il sindaco cercava di conversare e calmare la donna, un poliziotto è salito nell'appartamento entrando dalla finestra con la scala posizionata dai vigili del fuoco e mettendo la quarantenne in sicurezza, temendo infatti un rapido degenerare della situazione. La donna, oltre a rifiutare di far entrare in casa sindaco e agenti, continuava a mostrare atteggiamenti paranoidi, terrorizzata dal fatto di essere vittima di un complotto. Una volta calmatasi, nel primo pomeriggio è stata portata in ospedale per intraprendere un percorso di cure. Restiamo a Treviso, Park Dal Negro adesso, da domani al via i lavori per l'installazione delle barriere antidegrado e bivacchi, novità anche per la sede della Camera di Commercio. Da gennaio gli uffici attualmente ospitati in Piazza Borsa saranno trasferiti a Palazzo da Borso. Il cartello all'ingresso del Park Dal Negro avverte dei lavori in corso, avviso posizionato per informare per tempo gli utenti con 24 ore d'anticipo rispetto all'avvio effettivo del cantiere per il posizionamento di cancelli e barriere antibivacchi e degrado previsto per domani. La struttura negli ultimi mesi è stata al centro della cronaca per i giacigli di fortuna, soprattutto agli ultimi piani del parcheggio, la sporcizia, ma anche per gli episodi di violenza con risse e aggressioni, episodi che hanno portato agli interventi
interventi di sgombero con le relative polemiche e non ultime le tensioni per il corteo di Django in risposta al sit-in organizzato da Prima i Trevigiani. Da qui la volontà di Kasugana di intervenire con un'accelerazione rispetto alla tabella di marcia. Inizialmente infatti i lavori erano programmati per fine estate, poi dopo le pressioni del comune si è riusciti ad anticipare. La proprietà è riuscita a garantircela proprio in queste settimane, nonostante il periodo feriale non aiuti. Certo che questo alleggerisce il problema, non risolve definitivamente il problema dell'accoglienza. Il primo cittadino è quindi al lavoro con l'assessore alle politiche sociali Tessarolo, Caritas e Prefettura. Per cercare di dare dignità a queste persone, molte delle quali sono anche impegnate lavorativamente parlando nei campi presso le aziende agricole. Quindi insomma credo che se tutti noi ci mettiamo d'impegno una soluzione dignitosa la si possa trovare. Nel frattempo ripristiniamo il servizio a parcheggio ed evitiamo di vedere le situazioni di degrado, di sporcizia e anche di violenza che si sono manifestate nelle ultime settimane. Altro fronte caldo di questi giorni in città, il futuro della sede della Camera di Commercio dopo l'annuncio venerdì scorso del neopresidente Francesco De Bettin dell'inagibilità del palazzo e della sua chiusura. In mattinata Piazza Borsa è stata transennata e sono stati posizionati dei blocchi di cemento proprio nelle stesse ore in cui il sindaco incontrava il presidente dell'ente camerale a Palazzo da Borso, recentemente restaurato. Che sarà la prossima sede della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Dopo la pausa estiva gli impiegati, una quarantina di persone, saranno trasferiti in sedi provvisorie in attesa che i nuovi spazi di Palazzo da Borso siano pronti. Credo che a partire da gennaio si insedierà la Camera di Commercio. Nel frattempo il Palazzo di Piazza Borsa dovrà essere riqualificato. La volontà è quella di continuare con il progetto previsto, attendendo i tempi tecnici per l'approvazione e l'assegnazione dei lavori, ma il sindaco rassicura. Però non ci saranno buchi neri per anni, ci sarà un immobile degradato che resterà chiuso il tempo tecnico per poter cominciare i lavori di riqualificazione. Nel frattempo il mercato degli affitti continua a correre, anche la provincia di Treviso conferma un trend di crescita che non accenna a fermarsi. Negli ultimi anni la crescita è stata infatti costante, dal 2019 a oggi i canoni nella provincia sono aumentati di oltre il 50%, complice una domanda che continua a superare la disponibilità effettiva di immobili. Il mercato degli affitti continua a essere uno dei più dinamici del panorama immobiliare italiano e anche la provincia di Treviso non fa eccezione. I report fotografano il Veneto come protagonista della domanda di abitazioni in locazione. I dati sui canoni confermano come nella Marca trovare case in affitto stia diventando sempre più costoso. Gli affitti alti, senza garage ovviamente, però penso che sia un problema di tante altre città, il centro storico insomma. Al limite uno esce un po'. Nonostante Treviso non compaia tra le città ai vertici della domanda, il mercato provinciale continua comunque a mostrare segnali di crescita e lo dimostra soprattutto l'andamento dei prezzi che negli ultimi anni hanno registrato un aumento costante fino a raggiungere livelli mai toccati in precedenza. Il timore è quello che i centri possano svuotarsi. Si svuotano, vede pieno di negozi chiusi e gli affitti sono insostenibili. A luglio il canone medio in provincia ha raggiunto gli 11 euro al metro quadrato, in crescita di quasi il 3% rispetto a un anno fa. Treviso città registra il record di 12,6 euro al metro quadrato con un aumento del 2% solo nell'ultimo mese. Più contenuti i valori negli altri principali centri della provincia. Dal 2019 a oggi i canoni sono aumentati di oltre il 50%, complice una domanda che continua a superare la disponibilità di immobili. Un trend che rende sempre più difficile trovare un'abitazione in affitto a prezzi accessibili. Una colonna di fumo nero nel cielo visibile a diversi chilometri di distanza si è alzata nella tarda mattinata di oggi dalla zona industriale di Sarano, frazione di Santa Lucia di Piave, dove si è sviluppato un incendio partito da delle sterpaglie che un anziano voleva bruciare nel campo accanto all'appezzamento di terreno in cui un'azienda aveva regolarmente depositato delle cisterne in vetroresina vuote posizionate vicino a un canneto. Le fiamme si sono velocemente diffuse raggiungendo i container e incendiandoli
immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Conegliano e Motta di Livenza, che hanno evitato che le fiamme favorite, lo immaginerete, dal caldo intenso e dalla siccità di queste settimane si propagassero ulteriormente. Sul posto anche i carabinieri di Conegliano, con il sindaco Fiorenzo Fantinel che ha condannato con fermezza l'imprudenza commessa dal pensionato ottantenne, annunciando di voler convocare il responsabile in municipio. E ora andiamo a San Martino di Lupari, c'è anche un residente a Castelfranco tra le persone coinvolte nel drammatico incidente stradale che ha visto grave un uomo di Bassano del Grappa. È ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Padova, dove è stato trasportato in elicottero un motociclista 34enne di Bassano del Grappa, gravemente ferito lungo la strada regionale 53 Castellana a San Martino di Lupari. Erano circa le 8 del mattino, quando la due ruote è finita contro un'auto condotta da un 24enne di Castelfranco Veneto che arrivava dall'opposto senso di marcia all'altezza dell'incrocio con via Dolomiti. Sul posto, con i sanitari del SUEM, anche i carabinieri che stanno indagando sull'esatta dinamica dell'incidente. Sempre intorno alle 8 a Piazzola sul Brenta, in via Adenauer, è stato investito un ciclista di 52 anni che si trovava sulle strisce pedonali, trasportato in ospedale a Cittadella. Per il 52enne i sanitari hanno sciolto la prognosi. I veicoli coinvolti negli incidenti sono stati sequestrati. E momenti di difficoltà si sono vissuti sulla ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Un escursionista di 73 anni di Pieve del Grappa è rimasto bloccato perché sfinito e incapace di proseguire. L'allarme è scattato poco dopo le 12:30. I tecnici del soccorso alpino di Arsiero lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e recuperato con un paranco per una trentina di metri fino all'uscita dalla ferrata. Dopo acqua e viveri l'uomo è stato accompagnato a valle in buone condizioni. Mentre invece è gravissimo il ragazzo di appena 17 anni di origini straniere ricoverato in rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo essersi tuffato la notte scorsa da un pontile di Jesolo, dove a causa della bassa marea ha battuto violentemente la testa contro il fondale sabbioso. Sta lottando per la vita in condizioni disperate il ragazzo di 17 anni di origine straniera ricoverato in rianimazione in prognosi riservatissima all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo essere stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di San Donà di Piave dopo il tuffo notturno in mare tra sabato e domenica tra le 2:30 e le 3 del pontile di Jesolo all'altezza della Torretta 17 nella zona centrale di Piazza Marconi, nonostante i cartelli di divieto. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire se il ragazzo riuscirà a superare la fase critica. Il giovane, se dovesse risvegliarsi, rischia la paralisi totale a causa del gravissimo trauma cervicale diagnosticatogli. Complice l'oscurità e la forte bassa marea del momento, il ragazzo si è lanciato finendo per impattare violentemente con la testa contro il fondale sabbioso. Il colpo durissimo gli ha causato inoltre un arresto cardiaco immediato e la perdita di coscienza, con il 17enne rimasto sommerso nell'acqua. Sono stati gli stessi amici a rendersi conto della gravità della situazione, riportando la galla e chiamando i soccorsi con il 118, giunti immediatamente sul posto con la Croce Rossa, dove è stato rianimato sulla sabbia e intubato. L'episodio riaccende drammaticamente i riflettori sulla pericolosità dei tuffi dai pontili, pratica vietata a Jesolo ma tristemente diffusa durante la stagione estiva. Il messaggio del primo cittadino, specie ai più giovani. Attenzione a giocare con la vita, perché anche un momento di gioco, un momento di goliardia si può trasformare in una tragedia che dura per tutta la vita. Lo ricordiamo, tuffarsi dai pontili è vietato non per un vezzo, ma perché è pericoloso. Quando c'è bassa marea, ma anche quando non c'è bassa marea, il fondale è molto basso, quindi si rischia veramente la vita, si rischia le proprie gambe, si rischia una vita fatta come si deve. Ecco, quindi invitiamo tutti i ragazzi, divertitevi a Jesolo, ma fatelo sempre con la testa.
Un pub trasformato in discoteca abusiva. La questura di Treviso ha disposto la chiusura per 7 giorni del locale The One di San Fiori. Il provvedimento fa seguito a una serie di controlli condotti negli ultimi mesi dalle pattuglie del commissariato di Conegliano e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. L'esercizio era autorizzato come pub per la sola attività di ristorazione, ma veniva trasformato abusivamente in un locale da ballo, privo delle licenze di pubblica sicurezza, attraverso l'organizzazione di eventi nonostante fosse non idonee. Le ispezioni avevano già rilevato criticità e già a maggio il sindaco di San Fiore aveva emesso un provvedimento di cessazione immediata delle attività di pubblico spettacolo. Nonostante quest'ordine, il locale aveva continuato a organizzare eventi di intrattenimento danzante, ampiamente pubblicizzati peraltro sui social network. Oltre alla chiusura di 7 giorni, il gestore del locale ha ricevuto sanzioni amministrative per diverse centinaia di euro. È stata inoltre inoltrata una segnalazione alla Procura della Repubblica per il reato di apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente tema adesso. Il Partito Democratico del Veneto ha presentato una proposta di legge regionale per migliorare l'accesso dei pazienti alle cure palliative e in regione il dibattito si infiamma anche in vista del voto sul fine vita a settembre. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cure palliative sono interventi di sollievo dalla sofferenza che patisce chi è affetto da malattie inguaribili. È il cosiddetto trattamento del dolore, che in Italia è diventato dal 2010 un diritto del cittadino. La sua applicazione in Veneto però ha diversi problemi e, sostiene il Partito Democratico, va migliorata. Da qui una nuova proposta di legge regionale a prima firma di Anna Maria Bigon. Noi non abbiamo assolutamente alcuna normativa che riguarda le cure palliative per perinatali, per cui sarebbe la prima normativa, la prima legge in Italia che le norma, e questa è una cosa fondamentale. L'altro aspetto sono le case di riposo. Noi all'interno delle case di riposo non abbiamo assolutamente le cure palliative. Attualmente i posti letto per le cure palliative negli hospice del Veneto sono 236, ampiamente al di sotto dei 389 previsti come standard minimo da un decreto ministeriale del 2022 e ancora più sotto rispetto ai 424 programmati da una delibera della Giunta regionale nel 2025. Mi aspetto che anche parte della maggioranza possa convergere sull'opportunità di questo testo sulle cure palliative. La convergenza auspicata da Giovanni Manildo diventa materia ancora più controversa se ci si sposta ad un tema profondamente correlato all'alleviamento delle sofferenze del malato terminale, la legge sul fine vita. Nel gennaio del 2024 il Veneto fu la prima regione italiana a portare in aula una legge sul tema che fu respinta per un solo voto. A settembre il Consiglio affronterà nuovamente la questione e il dibattito è già iniziato. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha definito inaccettabile una legge regionale sul fine vita. Legiferare sul fine vita, ha detto, non può essere la scappatoia per aprire a forme di suicidio medicalmente assistito. Le sue preoccupazioni sul piano inclinato penso che possano essere risolte nel momento in cui una legge nazionale, di cui sollecito e rendo molto importante il fatto che venga fatta, dichiari con chiarezza quali sono le condizioni, quali sono i termini per il fine vita. La posizione di Manildo è simile a quella espressa dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia in una lettera aperta a Monsignor Moraglia. Il suicidio medicalmente assistito è già previsto entro condizioni tassative dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale. In una lettera aperta a Zaia, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo afferma che invece bisognerebbe procedere unitariamente con una legge nazionale incentrata sulle cure palliative, perché il dovere dello Stato è curare alleviando fin dove possibile la sofferenza e non il sofferente. Nel 2024 il voto contro la legge regionale sul fine vita di Anna Maria Bigon rappresentò un caso all'interno del PD. Oggi il partito si presenta unito. Oggi Giancarlo Gentilini avrebbe compiuto 97 anni, tanti gli auguri via social arrivati allo sceriffo e poi l'immancabile brindisi alla Trattoria Due Mori con il sindaco Conte. Auguri ragazzi, auguri Giancarlo! Oggi
sarebbero stati 97. Sempre qui con noi. Sempre presente. 3 agosto Giancarlo Gentilini avrebbe festeggiato 97 anni. Nel giorno del suo compleanno un brindisi con il sindaco Mario Conte. E dove, se non ai Due Mori? Qui era facile incrociarlo con gli amici e colleghi o con i suoi cittadini. È tra questi tavolini che dopo la sconfitta alle amministrative del 2013 aveva creato il suo quartier generale. Con vista su Casugana aveva assicurato che avrebbe continuato a vegliare sulla città. Ed è sempre qui che aveva l'abitudine di festeggiare i compleanni. Diventa quindi inevitabile in questa giornata non riportare alla mente tanti ricordi legati a lui da chi lo conosceva molto bene. È stato un grande, come siamo stanchi di dirlo ormai, ha lasciato sicuramente tanta umanità, la sua esperienza, la sua gentilezza e soprattutto il suo cuore per la città. Manca molto anche perché sono nato con lui e dove abitava, quindi mi ha visto crescere. Che ricordo ha? Che chiudeva le buche del condominio sabato e domenica in pantaloncino corto. E in queste ore davvero numerosi post di auguri sui social per lo sceriffo, dai semplici cittadini a chi ha condiviso un percorso di vita e politico stando sempre al suo fianco, come gli amici di sempre Giuseppe Basso e Sandro Zampese. È più di un anno che ha spiccato il volo nel regno dei giusti, eppure è qui nei momenti importanti, attraverso i suoi 1000 insegnamenti che ci tornano in mente ogni giorno. Le persone così non se ne vanno davvero, le parole su Facebook di Basso. Oggi Giancarlo Gentilini avrebbe compiuto 97 anni e come tradizione avremmo festeggiato il suo compleanno ai Due Mori. Caro grande sindaco, ti ricordiamo con immenso affetto, ci manchi tanto. Il ricordo invece dell'assessore ai lavori pubblici Zampese e poi gli auguri del sindaco Conte. Lo ricordiamo sempre con tanto affetto, il nostro sindaco per sempre, frase accompagnato dalla foto dello sceriffo durante il suo ultimo consiglio comunale, con le lacrime e il pensiero rivolto ai giovani. E ancora gli auguri del vice sindaco Maneri in una foto a Casugana al fianco di Genti. E ancora il lungo post di Federico Caner. Per me è stato molto più di un amministratore, è stato un amico, un maestro di vita, un esempio di come si possa servire la propria comunità con passione, determinazione e autenticità. Ciao Giancarlo, tanti auguri, buon compleanno ovunque tu sia. Ciao, ciao. Manca Gentilini, manca. Tanto, veramente. Comunque siamo qua per ricordarlo. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi. Ritorniamo da studio, riprendiamo il nostro telegiornale. Ieri ad Arcade l'inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport. L'impianto realizzato attraverso la completa riqualificazione della struttura precedente è stato ottenuto con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. Il quadro finanziario dell'intervento si articola su più fonti: 1 milione di euro ottenuto tramite Avepa, 500.000 concessi da GSE per l'efficientamento energetico, 40.000 messi a disposizione dalla Regione del Veneto per l'installazione dell'ascensore e un mutuo da 800.000 euro acceso con l'Istituto per il Credito Sportivo. La struttura è stata progettata per essere moderna, sicura, energeticamente più efficiente rispetto a quella precedente. Uno degli elementi qualificanti del nuovo palazzetto riguarda l'accessibilità. Percorsi e accessi sono stati organizzati per consentire alle persone con disabilità di raggiungere non solo gli spazi destinati al pubblico, ma anche il campo da gioco e gli spogliatoi. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione va oltre il semplice abbattimento delle barriere architettoniche, garantire a ciascuno la possibilità di partecipare alle attività sportive con piena autonomia. I Vigili del Fuoco di Treviso sono intervenuti ieri sera verso le 19:15 a Roncade, in via Carboncine, per il salvataggio di un gattino finito in un canale con dell'acqua all'interno. Il cucciolo, troppo piccolo per uscire, miagolava tuttavia così forte da attirare l'attenzione dei passanti che hanno contattato la sala operativa dei Vigili del Fuoco per chiederne l'intervento. La squadra giunta sul posto ha provveduto subito a metterlo in salvo. Il gattino fortunatamente non era ferito ed è stato affidato alle cure della richiedente l'intervento. Voltiamo pagina adesso perché si è chiusa la 43esima edizione della Vittorio Veneto Cansiglio, valida per il campionato italiano Montagna Nord. Tra le auto moderne trionfa Franco Caruso, mentre tra le storiche ancora una volta festa per il pilota trevigiano Danny Zardo, corsa che è stata tra l'altro trasmessa dalle emittenti Media Nord-Est.
È calato il sipario sulla 43esima edizione della cronoscalata Vittorio Veneto Cansiglio. Le temperature roventi non hanno fermato i 113 piloti in gara. Tra le auto moderne, in lizza per il campionato italiano Montagna Nord, trionfo per Franco Caruso, che già si era aggiudicato la gara 2 nel 2024, edizione del centenario, che ha firmato una delle sue più belle vittorie assolute, aggiudicandosi gara 1 e gara 2 davanti al suo grande rivale Diego De Gasperi, terzo il veronese Federico Liber. Nella top 10 del Cansiglio, quarto Damiano Schena davanti a Gianluca Ticci e Alessandro Zanoni, poi Romy Dall'Antonia da San Vendemmiano. Nelle auto storiche il trionfatore è stato Danny Zardo. Il pilota di casa trevigiano di Arcade si è imposto nella sua Vittorio sia in gara 1 che in gara 2, portando a 9 le vittorie totali di questa competizione. Un tracciato ipertecnico, quello della cronoscalata Vittorio Veneto Cansiglio, organizzato da Automobil Club Treviso con il comune di Fregona, con carreggiata stretta, asfalto ondulato, una moltitudine di curve diverse, brevi rettilinei. Una manifestazione riuscita grazie all'organizzazione dell'ACI Treviso, presente con il presidente Stefano Torcellan, direttore di gara, e con il direttore di Treviso, Angelo Centola. Tra i partecipanti anche Giuseppe Zarpellon, 82 anni, che ha completato l'intero percorso a bordo della sua BMW M3. E ora andiamo alle notizie dal Bellunese. A 2 giorni dalla frana di Auronzo, sopralluogo di regione e provincia, l'emergenza è passata, ma si temono nuove colate di detriti. Alle nostre spalle la frana, i rumori sono quelli delle macchine che stanno lavorando. La situazione com'è, Sindaco? Allora, in questo momento stiamo mettendo in sicurezza il lembo di frana che insiste alle case di alcuni residenti in Zoco. La paura a Ligonto, frazione di Auronzo di Cadore, era scattata sabato alle 22 quando in pochi minuti la frana è arrivata a ridosso dell'abitato. 35 le famiglie evacuate. Per fortuna l'emergenza si è risolta nel giro di una sola notte. Abbiamo ospitato durante lo sfollamento delle famiglie durante la notte del 1° agosto, abbiamo ospitato un po' di famiglie all'interno della palestra comunale, altri hanno trovato ospitalità presso amici, parenti o conoscenti, quindi la situazione poi è rientrata la mattina successiva in cui abbiamo preso coscienza dell'evento franoso e di fatto abbiamo visto che il pericolo è limitato solo a queste 2 case qui. Ora la preoccupazione è che possano esserci altri eventi franosi e a questo scopo ci si sta adoperando per creare una sorta di via di scorrimento ad eventuali altri detriti che dovessero scendere a valle. Stiamo operando per, in caso di nuovo evento meteo avverso, la frana verrà convogliata alle mie spalle, verrà dirottata verso il pianoro che c'è al lato sinistro e quindi avrà modo di essere sfogata lungo il prato, non verso le abitazioni. Rimane per il momento, per una 50ina di casi, il divieto di utilizzare l'acqua che non è ancora tornata ad essere potabile e che è sostituita dal rifornimento offerto da apposite autobotti. Reclutare infermieri o studenti di infermieristica in Sud America tra i discendenti dei veneti emigrati in Argentina e Brasile del Sud per inserirli in ospedali e strutture sanitarie del territorio, favorendo anche il loro inserimento sociale e il reperimento di un'abitazione. Presentato a Belluno il progetto pilota avviato dalla Regione nell'ambito dell'ULSS 1 Dolomiti. Questo progetto vuole andare a recuperare figure infermieristiche all'estero, nelle comunità ad esempio di veneti che si sono trasferiti in Argentina piuttosto che nel sud del Brasile. Parte dall'ULSS 1 Dolomiti il progetto regionale di reclutamento di nuovi infermieri all'estero. Se è notizia di questi giorni l'ormai superata emergenza medici, vedasi quelli di base, altrettanto non si può dire per gli infermieri. La Regione ha individuato nel bellunese il contesto adatto per avviare la prima sperimentazione per attrarre nel territorio sia professionisti già formati che studenti. Non un caso indirizzarsi verso paesi in cui l'emigrazione veneta e bellunese è stata significativa. Il rientro nella terra d'origine, accompagnato da un articolato percorso di formazione, può risultare attrattivo sia in termini economici che sociali, come pure è più alta la probabilità di conoscenza della lingua italiana. Reti associative e istituzionali che curano da sempre i legami con quei territori possono infine rivelarsi molto utili. C'è una carenza di infermieri importantissima, carenza di infermieri che è a livello europeo, nazionale e regionale, e naturalmente con il DM77, con i nuovi modelli di medicina
territoriale, la figura infermieristica diventa la spina dorsale del sistema stesso, quindi è importante reintegrare con le figure infermieristiche il sistema sanitario regionale. Da qui il progetto pilota in sinergia con Prefettura, Università di Padova, Ordine degli Infermieri, BIM, ATER e Associazione Bellunesi nel Mondo. Abbiamo la possibilità di costruire un metodo con cui ingaggiare questo nuovo personale, nella fattispecie infermieristico, ma evidentemente anche per il resto della comunità professionale, quindi assolutamente fondamentale, direi. Se il progetto darà risultati positivi, potrà essere mutuato anche in altre aziende sanitarie del Veneto, fa sapere Gerosa, che allarga lo sguardo all'intero comparto sanitario. Dobbiamo restituire dignità economica e sociale alle figure dei professionisti della salute, medici, infermieri, OS, tecnici, perché sono estremamente importanti per riuscire a gestire un sistema sanitario regionale pubblico, equo, solidale, che deve far fronte a un'inversione della piramide sociale, a un invecchiamento importante della popolazione, a una denatalità, e quindi dobbiamo trasferire il paziente da una visione ospedale centrica a una visione territorio centrica, lasciandolo domiciliato. Andare in cerca di personale fuori confine non significa non continuare a indirizzare i giovani italiani ai corsi di infermieristica, ma in Italia ci sono università dove l'offerta supera la domanda e viceversa. E quindi potremmo pensare anche a un transito a livello nazionale di studenti. Le rubano la borsa e con il bancomat della vittima vanno a fare shopping. 2 giovani denunciati dalla polizia a Belluno. Il furto è avvenuto il 28 luglio quando la ragazza aveva denunciato la sparizione della borsa sottratta dall'auto del fidanzato in sosta. Gli agenti delle volanti sono rapidamente risaliti agli autori del furto, incastrati dagli acquisti fatti proprio attraverso il bancomat. Grande successo ieri per la diretta di Antenna 3 che ha raccontato la grande festa del Palio di Feltre, culminata con la gara a cavallo, una sfida che ha visto trionfare Duomo per la 16ª volta. La gara che ridà la vittoria del Palio di Feltre al Duomo è il capolavoro di Antonio Siri su Chimera, rimontando la classifica generale nella sfida come sempre più attesa che porta i gialloblu al 5° trofeo nelle ultime 6 edizioni e in generale alla 16ª vittoria, in testa all'Albo d'Oro. È il clou dei giorni di festa e rievocazione per il Palio di Feltre, la domenica di eventi trasmessa in diretta su Antenna 3, nel ricordo del tradizionale passaggio della città alla Repubblica Serenissima. Un evento iniziato già la sera prima con appuntamenti consolidati dai musici agli sbandieratori, dalla gara di tiro con l'arco alla staffetta. Nel 1404 i feltrini scelsero di legare le proprie sorti alla Repubblica di Venezia. Si giocherà fra i quartieri della città un paio di 15 ducati d'oro e così si farà ogni anno a venire. Ieri la giornata decisiva per aggiornare la classifica, ancora tradizione, ancora rievocazione e poi la gara di tiro alla fune. Subito, arrogante! Segnalazione del giudice, attenzione! Duomo! Infine la corsa dei cavalli, nella quale il Duomo recupera lo svantaggio accumulato nelle altre competizioni, rimonta e vince dominando con Chimera il suo fantino Antonio Siri, eroi giallo-blu che lasciano Santo Stefano al 2° posto in generale. La sfida per scalzare i campioni nel 2027 è già iniziata.
Su queste suggestive immagini noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Adesso come sempre le previsioni del tempo, una buona serata, arrivederci.